Il 4 ottobre di quest'anno alle 21 nella chiesa degli Ermitani avrà luogo un avvenimento molto notevole con il quale i solisti veneti chiudono il Veneto Festival 2013 e aprono la loro 55esima stagione concertistica, per la quale sono in programma molte manifestazioni celebrative. Ora, la manifestazione del 4 ottobre è una cosa bellissima che è dedicata anche al 150° anniversario della nascita di Pietro Mascagni. Quest'anno ricorrono molte commemorazioni e dato che c'è quella di Verdi e quella di Wagner, quella di Mascagni è passata un po' in secondo piano. Per questo noi eseguiamo questa stupenda opera religiosa di Mascagni, la Messa di Gloria, che è un'opera molto comunicativa, basata su melodie bellissime, melodie d'opera molto sincere, molto popolari, voglio dire, e in compenso hanno un'orchestrazione molto raffinata e un organico abbastanza straordinario, perché prevedono un coro di uomini e un coro di bambini. Per il coro di bambini i solisti veneti, che dirigerò io, si valgono di una collaborazione eccezionale. Per la prima volta saranno nel Veneto i Pueri Cantores della Cappella Sistina, diretta dal maestro Josep Solé Coll, e accanto a loro ci sarà il coro di Trieste, del Teatro Verdi di Trieste, diretto da Paolo Vero, e in più due solisti di altissima statura, Aldo Caputo e Gianfranco Montresor.